Eccoci ancora qui nello stand di Fise Veneto in Fiera Cavalli per parlare dei nuovi progetti della Fise per questo bellissimo mondo. Abbiamo spiegato, quando abbiamo avuto in questo studio la Presidente Clara Campese, di come la Fise del Veneto stia vedendo questo mondo a 360 gradi, non soltanto il cavallo come atleta, l'uomo come atleta, non solo la gara, non solo il concorso, non solo le vittorie e le sconfitte, ma tutto quello che è il rapporto tra uomo, donna e cavallo. Però io vorrei cominciare, può sembrare un po' strano, dal ringraziare gli assenti, ma lo dico sinceramente perché hanno lasciato spazio invece a chi poi presento da seduto. E sono qui attorno a noi, c'è che non si è seduta Silvia Spadaro, c'è che non si è seduta Maria Grazia Simone, ringrazio anche Elisa Pravati. Non c'è posto per tutti, quindi abbiamo dovuto chiedere ad alcune persone di rinunciare a partecipare, però davvero le vorrei ringraziare perché sono qui attorno a noi. Grazie mille per essere in nostra compagnia comunque. E invece loro fanno parte di associazioni che sono qui con me, e cito in questo senso, per Equitando, dico bene? Allora, abbiamo il Vittorio Mattioli, che deve ancora compiere 18 anni, per cui ci ha lasciato la liberatoria, vero, per poter partecipare? Me lo garantisce? Papà e mamma sono d'accordo? La ringrazio. Tanta esperienza però alle spalle, in questo caso è davvero una cosa molto importante per un progetto come questo. Teniamo il un po' più vicino. Poi lo spieghiamo. È un progetto che mi diceva il suo collega Andrea Olmi, sì. Padova, Treviso, anche Vicenza. Treviso, certo, parte tutto dalla nostra federazione, dal nostro comitato regionale. Un microfono ci ha abbandonato? Sviluppiamo. Il mio o il suo? Il mio, il tuo? Il suo? Ci ha abbandonato il suo. Dovrebbe funzionare, controlliamo, facciamo una prova. Funziona, 1, 2, 3, prova, funziona adesso? È il bello della diretta, dicono così, non è vero, ma il caso lo cambiamo. Da questa parte invece, per una volta, noi maschietti non siamo in minoranza, nel mondo dell'equitazione quasi sempre siamo in minoranza. Bene. Perché una volta c'è una donna sola, circondata, e abbiamo con noi, perché appunto abbiamo cambiato i nomi, il suo non mi ricordo, chiedo Marta Trecco, che rappresenta invece SOS Villaggio Bambino, che è in provincia di Vicenza. a Vicenza proprio. Da Vicenza invece giochiamo in casa, colori giallo-blu. Decisamente. Con un nome che, cioè, ci vuole una laurea soltanto per ricordarselo tutto. Io lo leggo perché chiedo scusa all'amico Mauro Bussola, perché è il Centro Studi Ricerca Mente e Corpo. Sì, ho detto giusto? Corretto. Allora, mi sembra giusto per cavalleria dare la parola per prima a chi è isolata in questo caso. Stiamo dicendo appunto 3 progetti che Clara Campese ci ha chiesto di presentare in questa occasione, 3 progetti diversi che sono rivolti appunto a una visione del mondo, del rapporto tra l'essere umano e il cavallo a 360 gradi. Quindi io le chiedo di spiegare questo progetto del villaggio SOS Bambino, che però mi ha detto ce n'è un altro dove? Ci sono 6 villaggi in tutta Italia, per cui ce n'è uno a Ostuni, uno a Mantova, uno a Trento, noi di Vicenza e Saronno, e l'associazione nazionale ha sede a Milano. Allora io le spiego di dare un'idea di qual è questo il vostro progetto, le vostre finalità, come funziona. Allora, vi spiego prima chi siamo, perché sennò non riusciamo a capire qual è stato un po' il collegamento tra noi e Fise. La nostra realtà accoglie bambini e ragazzi le quali famiglie stanno attraversando un momento di difficoltà e che quindi per un tempo è necessario che siano collocati fuori famiglia. Chiedo scusa, siccome lo sto scoprendo anch'io, per accoglienza parliamo quindi di vita, di pernottamento? Sì, è un'accoglienza residenziale, sì, cioè con la possibilità, dove il spiegare. Tribunale dei minorenni lo prevede, di frequentazione della famiglia d'origine. I bambini e i ragazzi che accogliamo attualmente sono circa una 60. Abbiamo accolte anche mamme assieme ai loro bambini e siamo una realtà, come ci dicevamo, che è limitrofa al centro storico di Vicenza.
Un po' la collaborazione con FISE è nata per unire due sensibilità. Il pensiero che abbiamo sui bambini e ragazzi è un pensiero di cura e di delicatezza, no? Che rispetta molto anche i tempi in cui loro decidono di aprirsi rispetto alla loro storia. Parliamo di bambini di che età? Vanno dagli 0 ai 18. Le fasce principali che accogliamo, perché di solito il Tribunale dei minori per i bambini, quelli più piccoli, decreta immediatamente o l'affido o l'adozione, quindi le ultime accoglienze o le accoglienze più grosse le facciamo nella fascia d'età dai 4 anni in su solitamente. La vicinanza abbiamo visto che hanno sperimentato alcuni ragazzi che sono stati accolti da noi con il cavallo è stata, e non esagero, magia pura, nel senso dove non riesce ad arrivare la parola, no? e la presenza umana dell'adulto, riesce ad arrivare l'animale. Abbiamo scoperto ragazzi un po' scoppiettanti, è un eufemismo, insomma, riuscire a... Vivaci. Esatto. Riuscire a fermarsi e ad avere cura, no, dell'animale e a riuscire anche a capire, a sintonizzarsi come avvicinarsi e per quanto tempo ed è stata una scoperta splendida per noi, quindi il pensiero che FISE ci possa dare l'opportunità, no, di allargare questa possibilità a più ragazzi possibili è per noi, non so, un regalo splendido. Ecco, parliamo di questo rapporto al cavallo, io vorrei approfittare per chiedere ad Alessandro se possiamo, visto che si è di nuovo affollato il campo di riscaldamento, se possiamo farli vedere, perché tra l'altro ci sono molti ragazzi e stiamo vedendo tantissimi atleti giovani che hanno questo grandissimo rapporto con il cavallo che davvero può aiutare tanto. Sì, la collaborazione che abbiamo iniziato, insomma, ad attivare va sia nel senso di pensare a delle attività che possono essere adesso io non sono un'addetta ai lavori, quindi correggetemi. Quindi andate con questi ragazzi nei circoli ippici, immagino. Sì, di andare nei circoli ippici, il fatto che i nostri ragazzi possano partecipare sia a delle lezioni ma anche a dei momenti di cura del cavallo. Che è importante, appunto, non è il salire a cavallo e basta, no, ma è anzi spazzolarlo, curarlo, pulirlo e anche solo stargli vicino o portarlo a passeggio se c'è necessità. E abbiamo fatto un pensiero che va anche oltre rispetto ai ragazzi più grandi, no? Perché arrivano magari con una bassissima scolarizzazione e faticano a trovare lavori che possono essere lavori d'ufficio, insomma, o in alcune aziende. L'idea invece... Avere dei groom nel mondo del cavallo è importantissimo. Bravissimo. Devo dire che il cavaliere, certo, lavoro a cavallo, ma il lavoro può essere 1 ora al giorno, 2 ore al giorno, il resto è affidato al groom, che è quello che sa cosa dargli da mangiare, che fondo il cavallo preferisce, quali attenzioni vuole, se preferisce la capretta piuttosto che il cane nel box, e avere un groom bravo per il cavallo è fondamentale, e poi quindi anche per il cavaliere. Questa è un'altra pista di collaborazione che abbiamo proprio pensato, anche vedendo magari dei lavori che non sono così... Non è facile trovarli. Esatto, e i nostri ragazzi potrebbero essere la risposta a questo. Io so che tante scuderie i groom se li litigano. Ecco, quindi speriamo che si litighino anche i nostri ragazzi. Assolutamente. Speriamo. Allora, questo è il progetto di SOS Bambino. Andiamo invece a un progetto, appunto, gioca in casa, perché siamo in provincia di Verona. Sì, siamo a Valeggio, sul Mincio. Come si articola? Allora, noi invece approcciamo le scuole. Abbiamo avvicinato la scuola di Pescantina e facendo Parliamo di che scuole, di quale livello? Secondarie. Perfetto. Quindi parliamo di ragazzi più grandi? Medie, scuole medie. Ok. Già più grandi rispetto alle elementari, ma ai bambini piccolini. Sicuramente. Avvicinando i ragazzi all'interazione uomo-cavallo, facendo sì che, se possibile, sviluppare questo aspetto empatico il più possibile, al fine di far vedere che questo rapporto, la vita vicino al cavallo, l'attività anche sportiva a cavallo, ma non necessariamente, non è più un aspetto elitario come veniva visto una volta o come nel luogo comune considerato, ma ci sono dei risvolti alternativi, e quindi cercare di avvicinare sempre di più il concetto dell'uomo-cavallo come questo rapporto ancestrale che ci portiamo dentro dall'evoluzione umana, prendendo i più piccoli e stimolando la loro parte emotiva e empatica.
Questo progetto prevederà uno svolgimento di progetti all'interno della scuola che una commissione valuterà e verrà fatta una premiazione dei migliori. Speriamo la prossima volta alla Fiera Cavalli. Posso augurarvi davvero buon lavoro e adesso veniamo a questo progetto. Come vi dividete l'argomentazione fra di voi? Faccio io una presentazione iniziale. Vedi i giovani come sono, subito loro si fanno avanti. I giovani, sai che ha fatto 18 anni ieri, subito sa tutto lui. Prego. So la mia parte, poi lascerò al professor Mattioli la sua parte. So infatti l'ammirazione che lei ha per il nostro ospite. E questo progetto proprio nasce un po' proprio dal comitato, dalle informazioni del comitato, dallo scambio fra di noi fino a sviluppare un progetto, che è un progetto pilota, proprio che riguarda il concetto di camminare insieme al cavallo. Che bella questa frase. Eh sì, prendo proprio spunto da lei perché è un progetto che si coordina proprio nella relazione uomo-cavallo da liberi. Si parte da una situazione di libertà sia del cavallo che della persona, per poi con il linguaggio posturale, quello che dicevi, le parole a volte non bastano o non servono, c'è anche questo aspetto di comunicazione posturale, espressiva, di energia. Allora partire da questa situazione di libertà, perciò di reciproco rispetto nelle distanze, fino ad avvicinarsi a tal punto da camminare insieme, fino a poi fare il passaggio successivo, che è quello di salire sopra il cavallo e con lui fare dei movimenti. Questo è un po' l'approccio nuovo che cerchiamo di dare come relazione uomo-cavallo. Mi fa in mente una persona, un amico che ha un cavallo e lui mi dice, io gli chiedo, ma monta a cavallo rarissimamente, a lui piace camminare col suo cavallo? Sì, nasce è proprio una comunione di emozioni il camminare insieme, no? È lì che si crea questo legame forte che il cavallo in natura ha come esigenza sua naturale, proprio come animale di branco, e all'interno del branco crea dei legami molto forti con alcuni individui, con altri un po' meno, magari tiene una distanza, con altri si avvicina di più. Perciò noi come uomini, quando siamo vicini a un cavallo e siamo all'interno del suo spazio personale, lui ci considera un amico e come amico noi ci dobbiamo comportare. Perciò da lì il nostro comportamento sarà di rispetto, di fiducia e allo stesso tempo di sicurezza, perché dobbiamo avere anche certe sicurezze. Da lì creiamo una piccola leadership di spazi per poter dare anche una sicurezza alle persone, perché sono animali grandi, con una grande energia, con dei grandi spostamenti repentini. Allora noi presentiamo il cavallo in tutti i suoi aspetti naturali. Hanno le loro personalità, perché ci sono anche cavalli dispettosi a cui piace mordicchiare, voglio dire, cioè, bisogna conoscere e rispettare i loro caratteri, perché come noi ognuno è diverso. E la cosa molto interessante è che più il cavallo è naturalizzato, più trova un suo equilibrio personale e più il rapporto e la relazione sarà di qualità con l'uomo. Sì, questo mi viene da dire, farei proprio un copia un incolla rispetto alla relazione educativa, no, che hanno i nostri operatori e gli educatori con i ragazzi, ed è bellissimo pensare che possa essere ripetuta invece invertendo i ruoli, no, tra i nostri ragazzi e invece il cavallo. Perciò parte una collaborazione di benessere per l'uomo e per il cavallo, perché anche il cavallo saremo più attenti a tenerlo in una certa maniera, a farlo stare al prato, in branco, a rispettare le sue esigenze fisiche e psicologiche. Le piace il concetto del camminare insieme? Assolutamente sì, infatti una parte del progetto prevede la presenza del bambino, ovviamente seguito, o del ragazzino seguito da specialisti, affinché venga questo avvicinamento all'animale nel modo più corretto possibile, al fine di sviluppare questa parte empatica e che contraddistingue le due specie. L'ho tenuto per ultimo perché davvero mi sento onorato di poter concludere con Vittorio Mattioli. Grazie. Vorrei che lei... Mi volevo collegare a quello che dicevano loro per la relazione uomo-cavallo.
Noi abbiamo definito in questo progetto, mutuando il concetto da Colin McDonald, i cavalli guardiani dell'essere. Lo stare con il cavallo presuppone una full immersion, un distacco da quella che è la nostra emotività generale, dei problemi che ci circondano. I cavalli diventano quindi guardiani dell'essere perché... Chiedo scusa, non so se possa, Alessandro, non so se puoi, no, mi dispiace, c'erano degli urrati da parte dei bambini, ma era bello vederli, non siamo... Alessandro, se chiedo di ripetere, riusciamo a darli a riprendere, per favore? Presidente, le chiedo scusa, vediamo se ci riusciamo. Presidente? 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 Vediamo se ci riusciamo, andiamo da là. Possiamo ripetere gli pipurrà? Andiamo da... Vi chiedo scusa se l'ho interrotta, però è bello far vedere, parliamo di bambini. Se possiamo ripetere gli pipurrà, se possiamo ripetere gli pipurrà, vediamo se... Dai, lo facciamo, credo sia un momento da... Dai, fai come prima. Vediamo, lasciamoli. E per il Veneto, hip hip urrà! E per il Veneto, hip hip urrà! E per il Veneto, hip hip urrà! E questi sono bambini che vanno a cavallo e questa gioia che hanno per questi bambini che vivono con questi animali, chiedo scusa se l'ho interrotta, però mi sembrava un bel momento da raccontare, scusi se l'ho interrotta. È bello invece avere queste interruzioni perché vuol dire che la storia continua e continua con i giovani. Dicevo che abbiamo definito i cavalli i guardiani dell'essere perché loro con la loro originale e ancestrale capacità di profondo, di emozione, ci ricollegano nella relazione al momento qui ed ora, cioè ci portano con i piedi a terra, quindi chi è oppresso, chi ha problemi nell'avvicinarsi al cavallo subisce indiscutibilmente questo grande fascino e ritorna nel momento presente, qui ed ora, guardiani dell'essere. Infatti il progetto Equitando, che noi abbiamo anche sottotitolato A cavallo con stile, dove lo stile è quello di buona salute, perché il progetto è un progetto pilota che è rivolto a combattere il distress. Il distress è una situazione di grave disagio emotivo che è causato da varie cause. In questo caso noi abbiamo puntato al disagio delle persone lungoviventi al cancro, quelli cioè che hanno subito il trauma di questa grave malattia e che comunque hanno bisogno di essere presi per mano per ritrovare se stessi e per riprendere nelle proprie mani la vita, perché si può guarire dal cancro ma non dalle sue sequele, in modo speciale dall'ansia, dal timore che la malattia ricompaia, dalla paura della morte. Certo, caro, non c'entra nulla, ma penso a una donna molto forte come Nadia Toffa da una parte o Emma Marrone, una cantante che per la terza volta ha dovuto affrontare un'operazione perché la malattia purtroppo è ritornata e con coraggio l'ha affrontata. La sua terapia è la musica, per tante altre persone la terapia può essere il cavallo. Infatti noi proponiamo questo progetto di equitazione terapeutica che è una forma avanzata di ipoterapia, perché l'equitazione terapeutica è capace di dare emozioni profonde, di percepire se stessi e di relazionarsi con l'ambiente circostante. Questi sono tre elementi fondamentali per combattere il distress e vengono utilizzati in medicina anche per trattare gli stati, diciamo, di natura psicologica, di grave disagio psicologico. Allora, FISE Veneto ha voluto fare suo questo progetto mettendo a disposizione di 10 persone lungoviventi dal cancro, ambo sessi, che vogliano volontariamente partecipare, mettendo a disposizione di queste persone a titolo gratuito i suoi istruttori e i suoi cavalli, esperti ovviamente in questo tipo di attività, e così cercare di aiutare queste persone. FISE Veneto lavora in questo progetto insieme con un'associazione che si chiama Angolo Onlus.
che è l'acronimo di Associazione Nazionale Guariti o Lungoviventi Oncologici. Bellissimo l'acronimo, è Che bellissimo. ha sede ad è Aviano bellissimo. e a Padova. Devo dire che mi piacerebbe un giorno, magari in un'altra circostanza, poterne riparare con lei e con Umberto Tirelli. Assolutamente sì, È assolutamente un caro sì. amico, una persona meravigliosa. Certo, lo conosco e abbiamo lavorato insieme ovviamente sulle problematiche delle persone che hanno superato il cancro, che comunque continuano ad avere una serie di problemi, soprattutto di natura psicosociale. Allora, questo progetto che partirà in primavera vedrà, raccogliere la volontà partecipativa di 10 persone che si trovano in questa situazione, e con un programma che è stato scritto insieme che si svolgerà in 12 settimane, ci sarà tutto un avvicinamento al cavallo, compreso anche il grooming, la possibilità di camminare insieme, ma anche di montare in sella al cavallo e di apprendere gli elementi basilari dell'equitazione. Noi pensiamo di avere come risultato effettivamente l'aiutare queste persone a superare il loro disagio. Ringraziando i miei ospiti, devo dire che io faccio mia questa frase bellissima del camminare insieme. Noi in questi giorni abbiamo camminato insieme a voi, cercando di raccontarvi questo mondo. Vi chiediamo da domani di camminare insieme a noi.